Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso e un nuovo anno per il 3M Calcio a 5 che oggi inizia questo 2024 in casa contro il Bonifato Alcamo. Vediamo le due squadre ormai all'ingresso prima di fare il loro arrivo a centrocampo nella zona mediana di questo terreno di gioco molto bagnato e dunque questo è già il primo fattore di questa partita. Vediamo se il pallone effettivamente prenderà delle traiettorie strane o se invece forse conosciute dai giocatori. Intanto vediamo sicuramente Mario Molinaro con la maglia numero 6, però vediamo anche e soprattutto i piccoli tifosi del 3M Calcio a 5. Vediamo infatti un bellissimo striscione per incitare la squadra. Sappiamo infatti che questa formazione in maglia verde è molto, molto seguita anche dai piccoli tifosi. Nel frattempo arriva anche l'ingresso da parte dei tre uomini oggi con la divisa degli arbitri. Infatti abbiamo due arbitri, un crono come ormai ogni partita di questo campionato. Ricordiamo infatti come ci siano due tempi da 20 minuti, tempo effettivo in C1, ma è una novità, ma non lo è più ormai da inizio campionato. Siamo infatti alla 13ª giornata di campionato, la seconda della fase di girone di ritorno. Le squadre sono già schierate in campo, da una parte il Bonifato Alcamo, dall'altra invece il 3M Calcio a 5. Noi intanto, prima di deliziarvi come sempre con le statistiche, presentiamo anche i due arbitri di oggi. Si tratta di Nicola Savì e Francesco Sant'Angelo, rispettivamente della sezione di Palermo e di Trapani. I due capitani sono Vito Butera con la maglia numero 9 del Bonifato Alcamo, all'altra parte invece Mario Molinaro, grande esperienza per lui, tanti gol quest'anno, nonostante il ruolo sia quello di centrale difensivo. Poi dietro di lui una presenza abbastanza importante, perché con la 12 si presenta oggi al pubblico del 3M Calcio a 5 Giuseppe Giglio, alla prima assoluta in maglia verde, ma non è l'unico, perché oggi abbiamo un altro esordio che è quello di Salvatore Guglielmini con la maglia numero 23. Poi c'è anche Finazzo, Cutrona, insomma gli acquisti del mercato invernale del presidente De Simone, che hanno sicuramente alzato e non di poco il livello di questo roster di mister Zapparata, che al momento si ritrova infatti al quarto posto in classifica, soltanto una posizione di distanza invece con il Bonifato Alcamo di mister Mirko Filippi, che invece si posiziona al quinto posto. Però bisogna subito dare una statistica abbastanza importante, perché oggi troviamo di fronte due squadre che hanno i migliori attacchi di questo campionato, perché da una parte il 3M Calcio a 5 ha realizzato bene 57 gol, è il secondo miglior attacco, dall'altra invece la ciurma di Mirko Filippi è il miglior attacco di questo campionato con 58 reti fatte. Dunque abbiamo già detto le statistiche offensive, adesso mancano solamente quelle difensive, perché se da una parte, se entrambe le parti si segnano tanto, la fase difensiva forse è un po' carente, perché dalla parte della squadra di Alcamo si trova infatti come la quarta peggiore difesa del campionato, un po' peggio invece il 3M Calcio a 5, che risulta essere la seconda difesa più battuta di questo campionato. Questo chiaramente già è un dato importante, però tra i pali oggi c'è Giuseppe Giglio e questa sicuramente è una notizia. Vediamo intanto il quintetto iniziale per la formazione di mister Zapparata. Vediamo sicuramente Calvaruso, Calò, Cutrona e Molinaro tra i pali, dunque Giglio. Invece dall'altra parte vediamo tra i pali il duello sottovinto da Saverio Coppola, che dunque si schiera tra i pali. Poi vediamo con la 9 Butera, con la 6 Giuseppe Calamusa a completare il quintetto. Adesso vediamo anche conferma degli altri due uomini scelti da mister Filippi. Però sicuramente una cosa che possiamo dire è che è una squadra molto molto giovane, però Calamusa va fuori, dunque un cambio quasi più veloce della storia. In realtà la partita chiaramente non era nemmeno iniziata, perché vediamo con la maglia numero 3 di Gaetano che si posiziona sulla fascia sinistra, poi subito un cenno di intesa con Cutrona e inizia anche la partita con il primo tocco per la formazione in maglia verde con Molinaro e adesso Calò. Cutrona subito pressato dalla sua conoscenza, il dribbling Calvaruso va subito a cercare la punta. È stata una deviazione, una pressione non ottimale da parte di Matteo Imperato, che è stato forse un po' troppo leggero farsi saltare da Calvaruso. Cutrona vuole il mancino con il tacco, Calo, ancora Cutrona, palla che termina fuori, però il 3M Calcio 5 ha già subito iniziato con un atteggiamento abbastanza offensivo. Poi a completare invece
il quintetto iniziale di Mister Filippi e Mario Stabile, che si posiziona come centrale. Adesso serve il compagno che poi scivola. Cutrona, c'è Calvaruso, serve invece Calo, guarda la porta, Calo rientra, poi ottimo il contrasto da parte di Calamusa, che poi Imperato va sulla fascia sinistra, viene fermato da Cutrona. Il campo, abbiamo detto, può essere un fattore. Intanto Calvaruso esce fuori, allontana come può Coppola, che cerca subito un contatto. Dunque Calamusa sulla fascia sinistra, Butera lì davanti, Imperato a destra, poi centrale Stabile, tra i pali invece Coppola. Questo è il quintetto iniziale del Bonifato Alcamo. Oggi ricordiamo le due squadre si differenziano in classifica soltanto da un punto, sono distanziati infatti quarto e quinto posto. Una vittoria oggi potrebbe significare tantissimo per entrambe le formazioni, per allungare più che altro per il 3M Calcio a 5, invece per raggiungere e sorpassare addirittura per il Bonifato Alcamo. Però vale la pena ricordare anche la gara di andata, risultato di 8-0, ma si trattava praticamente di un altro campionato, un 3M Calcio a 5 che ancora forse doveva un po' adattarsi al nuovo campionato, squadra ricordiamo emergente, si affaccia per la prima volta in questo campionato, nonostante poi l'esperienza dei giocatori come Molinaro, ma anche come Calò, Calvaruso, spostando infatti in forza all'Aveco, fosse chiaramente importante. Intanto Cutrona, Molinaro, Calò allo spazio, può attaccare, Calò guarda volta, cerca il tiro e poi la respinta in due tempi da parte di Coppola, ma ci ha subito provato Antonio Calò, che in questo campo ha fatto veramente tanti gol. Imperato, palla poi che termina probabilmente fuori, non per il direttore di gara, invece sì, perché indica effettivamente con il braccio la palla terminata in out, dunque rimessa laterale con Calò che torna dietro. Molinaro, Cutrona, sempre Mario Molinaro, Calò, Cutrona, Calvaruso, guarda la porta e cerca il secondo palo, si era inserito Calò con i tempi giusti ma non con il tempismo corretto, forse per attaccare la porta, leggermente in ritardo, ma grande palla di Calvaruso che sa bene come servire il suo compare d'attacco, che ormai li abbiamo visti tante volte confezionare gol e assist. Tanto le urla anche di mister Zapparata, che come sempre tende anche a sovrastare la nostra voce. Intanto Cutrona, Calvaruso, Molinaro, Cutrona, qualche problema in scorse settimane per lui, ma oggi sembrerebbe stare veramente benissimo. Cutrona, Calo, vuole il destro, si ferma, poi sterzata con Calamusa che è molto bravo qui a pressare, poi Cutrona, Molinaro, palla sull'esterno, Calò, Imperato, buono questo contrasto, porta in avanti, Imperato, allarga il gioco, Calamusa qui si dimentica del pallone, poi abbastanza claudicante, cioè crediamo che sia tutto ok per lui. Calvaruso, cerca Calò, guarda la porta! E poi respinta di Coppola, non c'è veramente un momento di stop in questa partita, palla ancora in mezzo per Calvaruso, che non riesce ad agganciare, palla forse un po' troppo indietro da parte di Calò, però gara subito molto vivace. Nel frattempo fuori Calamusa al suo posto, anzi no, entra Calamusa adesso perché il suo trattava di Di Gaetano chiaramente, perché doveva iniziare proprio Calamusa, poi Di Gaetano invece all'ultimo ha preso il suo posto, ma costretto a dare nuovamente forfait. Calamusa, Stabile, Imperato, direttamente dalle parti di Calamusa, che cerca uno spiraglio, poi si complica un po' la vita, va giù, poi Coppola, Molinaro qui a dire ai compagni che non può prendere quella palla, ma poteva farlo il portiere. Calò intanto allarga dalle parti di Cutrona, c'è Molinaro sempre bravo a dare l'appoggio, poi Calvaruso con la punta, palla che termina fuori. Nel frattempo in panchina Giuseppe Di Dio, uno dei uomini più attesi di questa partita, perché è stato sicuramente insieme a Gio forse l'acquisto più roboante della campagna invernale, arrivato dal Pioppo, una grande stagione in C2, però il richiamo della C1 dopo lo scorso anno insomma è stato anche più forte. Poi l'attacco allarga, Imperato allarga col mancino, strozza
forse un po' troppo. Gio era comunque in posizione, ma si fa vedere anche la squadra ospite con questa conclusione mancina, che è terminata però in out, con Imperato che dice qualcosa anche al direttore di gara, forse chiedeva una deviazione, chissà. Cutrone intanto. Mister Zapparata chiama a gran voce invece Calvaruso, probabilmente per cambiare la sua posizione. Infatti è avuto molto largo adesso. Calò, Molinaro, Cutrona, Calvaruso, pa di ritorno, Molinaro. Sempre Calò, ormai quasi una filastrocca. Cutrona. Cerca Calvaruso, prova a rientrare, va sul destro, rientra sul sinistro, calcio in porta, respinta e poi può ripartire. Butera, uno dei suoi primissimi palloni toccati. Butera allarga dalle parti di Imperato, che è molto cercato in realtà, nonostante la giovane età, classe 2004, Matteo Imperato, però molto spesso le azioni partono proprio da lui o comunque cercano di essere rifinite dai piedi del numero 23, che qui guadagna una rimessa laterale. Nel frattempo gioco fermo perché Stabile ha preso forse una botta. Adesso deve essere tutto ok per il vice capitano di questa formazione. Nel frattempo Di Gaetano sta continuando il suo riscaldamento, magari potrà rientrare in campo. Intanto Calamusa, finte di corpo, cerca un appoggio, trova Imperato, l'anticipo di Calò che però non va a buon fine. Imperato e sulla fascia destra cambia tutto, l'aggancio, Butera, guarda la porta, cerca il tiro. Gio blocca senza problemi, fa subito ripartire i suoi con Calò. Cerca un'azione offensiva dopo il contropiede degli ospiti, però qualche tempo di gioco perso e dunque possesso ancora per gli uomini di mister Zapparata. Cutrona sbaglia il tocco, Butera la tocca, poi si complica un po' la vita. Molinaro non riesce a tenere in campo Calò, era difficile effettivamente da agganciare. Palla in rimessa laterale. 5, vai dietro, vai, 1. Poi Calamusa torna dietro. Stabile, allarga il gioco dalle parti di Imperato. Cerca uno spiraglio, due tacone e Butera, pa di ritorno. Imperato ancora. Ha provato questa conclusione in mani tra i capelli per lui. Però mister Zapparata ha già pronto un cambio. Serve qualcosa per mettere un pizzico di pepe in questa partita. E chi se non Francesco Scalavino, che sappiamo questo campionato quanto possa far male. Calvaruso cerca di scambiare la palla con Calò, non riesce il tocco e tanto fuori Calò, dentro Scalavino. Questa è la prima mossa di mister Zapparata. Imperato centrale, Butera, si cercano molto i due. Imperato viene accompagnato all'uscita da Molinaro, poi Stabile cerca di andare in mezzo tra Molinaro e Cutrona, però non sono d'accordo i due in maglia verde. Calamusa, poi la tocca per un momento Cutrona, Calamusa prova a girarsi, Stabile mette tutti d'accordo. Imperato poi lascia lì Butera, avanza, palla di ritorno, poi scivola anche Cutrona, ci arriva invece Stabile, palla però già terminata in out per il direttore di gara. Sarà dunque rimessa per il 3M calcio a 5 con Cutrona e Molinaro. C'è largo Scalavino che tocca finalmente il primo pallone. Giocatore classe 2000, un under, ma una qualità quasi da veterano per lui. Ecco Calvaruso che riesce a sfuggire alla marcatura, palla però che non sfugge al campo perché termina in out. Dunque rimessa per il Bonifato Alcamo che riparte con Calamusa dopo il tocco di Stabile. Vuole il dribbling accompagnato fuori poi da Cutrona che non lo fa passare. Molinaro tutto si riscalda Finazzo ma anche Di Dio. Prossime mosse di mister Zapparata. Cutrona, Calvaruso, Scalavino prova a girarsi, fa la sponda, Calvaruso allarga, Molinaro guarda la porta, ci pensa un attimo, poi cerca l'imbucata con Coppola che fa una grande spaccata, poi Gio con l'esterno molto elegante, Scalavino, anticipo di Imperato, palla fuori.
Dunque rimessa laterale per il 3M calcio a 5 con Scalavino. 1. Cutrona. Mario Molinaro. Scalavino prova a nascondere la palla, poi scivola. L'abbiamo anche detto effettivamente in una delle primissime parole di questa telecronaca, il campo può essere un fattore quest'oggi piuttosto scivoloso, potrebbe essere anche complicato riuscire a controllare e fare delle giocate, e sicuramente un giocatore come Scalavino quest'oggi perde tanto. Butera, stabile, va centrale, sbaglia il tocco, poi favorisce comunque un compagno, casca giù, calcio di punizione. Si è aiutato forse un po' troppo con le braccia Molinaro, calcio di punizione. Adesso Gio sistema la barriera, poi Butera trova il gol, ma chiaramente bisognava aspettare il fischio da parte del direttore di gara. Intanto rientra in campo Di Gaetano, fuori Calamusa. Ci auguriamo che sia tutto ok per il numero 3, che probabilmente si metterà a sinistra, anche se in questo momento sembrerebbe quasi essere centrale. A sinistra c'è Stabile, però da questa posizione Butera probabilmente vorrà cercare la porta. Gio ne sistema uno solo, che comunque si chiama Mario Molinaro, dunque una certezza un po' in barriera. È uno schema per Di Gaetano, il tacco, Butera ancora! E poi Scalavino salva tutto con il corpo, l'abbraccio con Gio. Lo schema aveva funzionato benissimo per il Bonifato Alcamo, ma non avevano fatto i conti con Scalavino, che fa un grande intervento in fase difensiva. Molinaro intanto. Cutrona. Sempre Molinaro. Cutrona. Tallonato, poi Calvaruso cerca lo spazio migliore possibile. Cutrona. Scalavino, le finte, cerca di duettare con i compagni. Cutrona, Molinaro, guarda la porta, cerca il tiro, deviazione! E poi si salva il Bonifato Alcamo con Scalavino, riesce comunque a tenere il pallone in campo. La tocca poi Calamusa per ultimo. Sarà rimessa laterale per il 3 calcio 5 che rimane comunque in zona offensiva con Cutrona. Di Dio, ecco il primo pallone in maglia 3 calcio 5 dopo la stagione iniziata con il Pioppo. Intanto Calvaruso viene murato. Di Dio si appoggia dalle parti di Cutrona, dunque è fuori Molinaro. Quindi i due si alterneranno probabilmente, ma conoscendo mister Zapparata probabilmente potremmo anche vedere i due contemporaneamente. Poi Scalavino cerca il primo, trova però Coppola ben attento. Dicevamo dunque come, conoscendo mister Zapparata, probabilmente schiererà Molinaro e Di Dio magari nella seconda frazione. Poi Di Dio cerca subito la porta, non se l'è fatto dire due volte dopo il ottimo assist da calcio d'angolo di Scalavino, che poi ritorna in posizione, dunque fa coprire quella posizione. 1-2, Scalavino la tocca, l'ultimo tocco però è di Imperato, dunque rimessa laterale, non è d'accordo la formazione ospite. Scalavino, Di Dio, Cutrona avanza lo spazio, Scalavino rientra, le finte, nasconde la palla e poi la palla che rimane ancora lì e doppia parata ancora di Coppola. In questo momento sta salvando i suoi. Poi Stabile sembrerebbe aver preso una pallonata, ma tutto ok. Scalavino, schema, Cutrona, Di Dio. Ecco ancora l'ex Pioppo. Cutrona per Scalavino, le finte, giocata sempre sublime del 21. Ancora una volta guadagna una rimessa laterale. Di Dio, la tiene lui. Cutrona allarga, Calvaruso può puntare, scivola un attimo, poi serve ancora il compagno. Di Dio, non vogliono forzare la giocata. Cutrona, Scalavino col tacco, si gira, va avanti, cerca
il compagno in mezzo. Calvaruso invece era rimasto a rimorchio, non aveva attaccato né il primo né il secondo, dunque palla regalata direttamente a Saverio Coppola. Calamusa. Butera cercava una giocata fine su di Dio, che però anche l'ultimo a toccare. Dunque è tornato in panchina invece di Gaetano, che entra, ma poi dà subito il cambio al compagno Calamusa. I due probabilmente hanno una staffetta o forse qualche problema fisico per il numero 3. Stabile intanto. Calamusa prova a girarsi, lo tallona Cutrona e l'ultimo tocco è anche del numero 6 in maglia grigia, maglia bianconera in realtà. Nel frattempo piccolo break, risultato di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. L'occasione più importante è stata forse quella di Dio, con una conclusione che si è spenta sul fondo, poi sicuramente la punizione di Butera dall'altra parte, che è stata salvata da un super Scalavino che si è fatto trovare sul palo dopo l'uscita di Giglio. A tempo mister Zapparata a colloquio con i suoi ragazzi. Non può mai mancare la lavagnetta, ormai famosissima per mister Zapp, che qui la mostra ai suoi giocatori e probabilmente vorrà qualche schema, ma nel frattempo c'è un cambio perché fa il suo ingresso Finazzo al posto di Cutrona, che comunque stava facendo un'ottima gara. Per adesso ci immaginiamo un giocatore più offensivo come Finazzo al posto di uno più difensivo come Cutrona, dunque una proiezione un po' più devota all'attacco probabilmente per i padroni di casa. Gara anche molto corretta al momento, soltanto un fallo fatto da Molinaro, poi tutto ok, gara molto molto corretta. Questo è chiaramente ciò che voglio vedere in ogni competizione sportiva. Di Dio, Finazzo vuole il destro, poi viene fermato da Calamusa e qui infatti elogiavamo i pochissimi falli, ma ne ritroviamo subito un altro. Trattenuta per la maglietta, Calamusa va subito giù, calcio di punizione. Imperato cerca il taglio dalle parti di Butera ed era effettivamente passata questa palla. Finazzo non aveva chiuso benissimo la diagonale, si è comunque salvata la squadra di casa con Giglio che ha fatto un ottimo movimento di posizionamento. Finazzo, Di Dio, allarga, Scalavino, le finte, nasconde ancora la palla, però termina quest'ultima in out. C'è lo spiraglio per Finazzo che infatti riceve la palla, aggancia con la suola, poi torna dietro. Scalavino. Finazzo sbaglia il tocco, poi la tocca a Scalavino, sempre molto utile anche in fase difensiva. Calvaruso, Scalavino guarda la porta, ci prova Calamusa, nega il gol e poi Di Dio con la punta e va in spaccata Coppola ma non la tocca, ma ancora una volta è uno dei più pericolosi l'ex Pioppo. Nel frattempo si è alzato anche Emanuele Rufolo, probabilmente sarà lui il prossimo rinforzo lì davanti. Stabile, va sul fondo, cerca la porta. C'è stata anche una deviazione, calcio d'angolo per il Bonifato Alcamo, che comunque sta giocando una grande gara nonostante le tante assenze, squalifiche, infortuni. Poi trattenuta molto evidente di Imperato, che chiede subito scusa al suo avversario, ma comunque calcio di punizione. Primo fallo anche per il Bonifato Alcamo. Finazzo, Di Dio, Scalavino, danza sulla sfera, poi trova ancora il compagno centrale, Finazzo, ex calciatore dello Iato, anche dell'Isola tra le tante. Quest'anno poco spazio nella prima parte di stagione, adesso invece ha sposato la causa delle 3 calcio a 5. Tempo 1-2 tentato tra Scalavino e Calvaruso, che però non sortisce alcun tipo di effetto. Nel frattempo ci sono anche diversi movimenti della panchina del Bonifato Alcamo, con il mister Filippi che chiama ad alzarsi diversi giocatori. Tanto Calvaruso rimane a terra, Imperato ma si rialza. Scalavino
può allargare, lo fa adesso Finazzo, secondo palo! E poi Calvaruso non riesce in tap-in col mancino, ma grande azione, una palla quasi da calcio 11 per Finazzo, poi scontro con Coppola. Frattempo ecco anche l'artiglieria pesante dentro Emanuele Runfolo al posto di Calvaruso, sicuramente un giocatore meno veloce ma con più fisico, e dunque ci aspettiamo delle sponde, e chissà che un giocatore come Diddio non possa approfittare appunto di queste sponde che Runfolo probabilmente farà fin dal suo ingresso. Diddio, Finazzo, Diddio, risultato sempre di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sul canale di Sportisili. Finazzo, ecco Runfolo con uno dei suoi primissimi palloni toccati, guarda la porta e carica il destro, palla che stava quasi terminando direttamente sulla nostra postazione. Finazzo, Diddio, c'è largo, accorcia Scalavino che riceve il pallone, viene fronteggiato poi dal neoentrato Francesco La Russa con la maglia numero 22 al posto di Imperato, che è sicuramente uno dei migliori. Diddio, Runfolo torna dietro saggiamente da Diddio, Runfolo sempre Diddio, Gio, battuta lunga, non si è capito però con Runfolo, palla che termina direttamente dalle parti di Coppola, adesso stabile, La Russa, stabile, Butera, fronteggia Finazzo che non vuole affondare il tackle, nel frattempo palla in rimessa laterale. Intanto mister Zapprata a colloquio con Cutrona e Calò. Runfolo cerca di avanzare, guadagna diversi metri, poi Scalavino, Diddio, palla un po' rischiosa, Finazzo sempre per Giuseppe Diddio, allarga, Runfolo vuole spazio, lo trova, allarga, Finazzo guarda la porta con la punta, trova però soprattutto la risposta con il pugno da parte di Coppola, palla in calcio d'angolo. Mister Zapparata intanto chiama uno dei suoi schemi, vediamo se lo faranno. Diddio, palla di ritorno, Scalavino sbaglia l'aggancio, poi di parte Butera, c'è la sola posizione, poi cerca dietro la porta, direttamente sul fondo, Gio non ha accennato nemmeno la presa. Poi fuori Finazzo, dentro Antonio Calò, uno dei più attesi quest'oggi. Calò allarga, Runfolo cerca la porta, va sul primo palo ma trova Coppola che dovrebbe aver toccato, e infatti è stato suo l'ultimo tocco, ha cercato forse di battere velocemente così non far accorgere il direttore di gara, ma è stato abbastanza evidente il tocco. Calcio d'angolo, sbaglia il tocco, poi Butera la tiene in campo, porta con la suola in mezzo a due, questa volta invece non ci sono dubbi, è anche molto vicino il direttore di gara che infatti indica il possesso in maglia verde di casa, perché chiaramente anche il Bonifato Alc è una squadra che ha come colore sociale il verde, ma quest'oggi chiaramente non lo indossa. Iniziano nel frattempo anche i cori per i padroni di casa, risultato però sempre di 0-0, gara molto tattica. Prova a girarsi stabile, Calò la tocca, poi Runfolo mette una pezza, Scalavino alza la palla per Calò, l'aggancia, guarda la porta, palla sul secondo palo, Calò apparecchia, Runfolo e spara troppo in alto, ma che palla ancora una volta di Antonio Calò che quando si accende fa veramente tanta paura a tutte le difese. Di Gaetano è entrato al posto come sempre ormai di Calamusa, i due si alternano su questa fascia, una staffetta quasi per tutta la partita. Calò vuole il dribbling, lo salta nettamente, Calò ancora viene portato sul fondo,
Poi l'ultimo tocco del giocatore del Bonifato Alcamo sarà dunque rimessa tra le zona offensiva con Calò. L'anticipo ottimo di La Russa. Di Dio. Runfolo. Di Dio, sempre per Runfolo che guarda la porta, viene tallonato fino all'ultimo e poi infastidito da Stabile che riesce a fargli controllare male la sfera, riesce comunque a guadagnare una rimessa laterale, zona sempre offensiva. Di Dio. Scalavino cerca il tiro, murato ancora una volta da Butera. Rimane in zona offensiva il 3 calcio a 5 con quest'altra occasione. C'è Scalavino che però è costretto dal direttore di gara a indietreggiare di diversi metri. Di Dio. Scalavino, sempre Di Dio. Calò. Scalavino vuole il destro, prende ancora una volta un giocatore avversario, poi Runfolo di rabbia col mancino. Un altro fattore di questa partita potrebbe essere anche da riscontrare, perché il Bonifato Alcamo è una squadra che gioca solitamente nel palazzetto. Intanto Di Gaetano col mancino, poco preciso, trova comunque Gio. Diciamo come la formazione ospite giochi solitamente nel palazzetto, dunque anche adattarsi in un campo sintetico non è facilissimo, però al momento sembrerebbe andare veramente tutto bene, con Stabile che addirittura ha cercato il secondo palo con La Russa che non è arrivata al tap-in. Complice anche la presenza di Scalavino. Palla alta, Calò la tocca, Butera l'aggancia male, poteva veramente pochissimo il numero 9. Cutrona è entrato al posto di Scalavino e poi Calvaruso per Runfolo. Ecco Calvaruso che punta l'uomo, cerca la porta, si stava inserendo il suo compagno di attacco Calò, ma lui aveva già deciso di aprire il piattone e cercare il palo lontano e non i compagni. Di Gaetano, passaggio un po' velenoso, poi centrale 1-2, Cutro non la tocca, Butera alza la testa, Di Gaetano, poi parla in verticale, cercare l'inserimento di Stabile che però non riesce a toccare il pallone e poi si torna in avanti con Gio per Calvaruso. Si cerca una spinta, non per il dietro di gara, molto vicino. Di Gaetano, le finte, poi si complica un po' la vita, riesce comunque a passare La Russa, viene fermato Di Gaetano. Ottima qui l'uscita dalla pressione, poi La Russa la tocca Calò, ancora una volta casca giù, ma si continua. Calò, ottimo intervento, ti concede anche un dribbling, 2 volte Di Gaetano, poi la tocca Di Dio, anticipo di Stabile, non vuole concedere nulla il Bonifato Alcamo e ci sta riuscendo al momento. E pensare che queste due squadre sono le due formazioni ad aver segnato più gol in questo campionato, ma anche la seconda peggiore difesa, il 3 calcio a 5, la quarta invece per gli ospiti per quanto riguarda i gol presi, però al momento il risultato è di 0-0, quasi impossibile alla vigilia. Imperato cerca il tocco dalle parti del compagno, poi si agganciano La Russa e Di Dio, con il fallo però che del giovane calciatore del Bonifato Alcamo. Calò intanto, Cutrona, Di Dio, Cutrona, Calò cerca l'aggancio a seguire, viene fermato da Di Gaetano, grande partita per lui, poi Imperato fermato regolarmente da Calvaruso che può servire i compagni. Calvaruso 2 volte, Calò secondo palo e non arriva alle tapine Di Dio, ma grande azione per il 3 calcio a 5 con Calvaruso che ha veramente fatto di tutto quest'oggi. Di Gaetano, classe 1997, di uno dei più grandi oggi in campo per quanto riguarda la formazione di Alcamo, chiaramente il più grande è Dylan Battaglia, classe 1994, per una squadra molto molto giovane, quella di Mister Filippi, che crede tanto nei giovani, ma intanto piccolo break, risultato sempre di 0-0, gara molto vivace nonostante il risultato non stia evidenziando dei gol, non molte azioni dal punto di vista offensivo, però gara molto maschia anche
Era sicuramente con tanti contrasti e con tante trame di gioco che però vengono puntualmente terminate dalla difesa avversaria, che comunque stanno difendendo in entrambi i casi molto molto bene. Sia Mister Zapparata che Mister Filippi a colloquio con i propri ragazzi. Mister Filippi sta parlando praticamente soltanto con la russa, giocatore classe 2005, molto giovane, probabilmente starà dando qualche consiglio d'esperienza al giovane calciatore che prima si era agganciato con Diddio ed era stato lui stesso però a commettere fallo in quel caso. Nel frattempo è terminato anche il minuto di pausa, sarà dunque rimessa laterale per il Bonifato Alcamo con Imperato sul punto di battuta. Manca veramente pochissimo alla fine del primo tempo. Ricordiamo 2 tempi da 20 minuti. Diddio. Calvaruso si gira molto bene con il tacco, 2 volte Calvaruso viene fronteggiato, poi prende forse qualche calcio. Si continua, Cutrona allarga male il gioco dalle parti di Calò, poi con il fisico decide di proteggere. Di Gaetano non affonda il tackle e dunque rimessa laterale. Diddio nel frattempo gioco fermo. Con Diddio dice qualcosa al direttore di gara. Non abbiamo capito le motivazioni, però che anche da Gidio. Comunque si ritorna in campo con Diddio. Cutrona lo spazio, cerca il tiro e poi arriva Calò a deviare con la coscia probabilmente, ma non trova la porta, era molto complicato da lì riuscì a trovare la porta. Ancora una volta azione a gol per il Treme Calcio C. Si riparte poi dal basso con Di Gaetano, Mancino, la russa, Di Gaetano attraversa tutto il campo per Imperato, che riesce anche a tenere in campo, ma non a controllarla. Intanto Diddio, non c'è spazio nemmeno per fermarsi. Calvaruso vuole il secondo palo, poi Cutrona sul sinistro, salta l'uomo, Cutrona, palla a rimorchio per Calvaruso che non arriva a agganciare. C'era anche il movimento di Di Gaetano, poi l'ultimo tocco è del giocatore del Treme Calcio 5, dunque non la tocca Di Gaetano. Imperato, Diddio, anticipo perfetto, attacca la porta, Diddio sul mancino, fermato ancora una volta, poi Imperato con la punta, serve ancora Di Gaetano, palla di ritorno per Imperato che l'aggancia, la porta sull'esterno, poi Diddio, bravissimo qui a fare guardia su Giglio, poi Di Gaetano cerca di infastidire il portiere avversario ma non riesce, Calò attacca la porta, allarga, Calvaruso, vuole il destro, rientra proprio sul momento forse del tiro, sul più bello, poi commette anche fallo su Imperato, calcio di punizione. Ed è terzo fallo per il Treme Calcio 5, intanto fuori Calò, dentro Scalavino. Molto arrabbiato qui Calò. Palla centrale, la russa prova a fare il lavoro da pivot, quello che stava facendo Butera. Viene poi fermato Calvaruso con l'esterno, palla perfetta e Scalavino trova il gol dell'1-0, magia di Calvaruso e vantaggio Treme Calcio a 5. E i cambi di Mister Zapparata funzionano sempre. Dentro Scalavino che è il primo pallone toccato dopo il suo ingresso fa 1-0, ma che palla di Cristian Calvaruso. Si sblocca dunque la gara 1-0 proprio a pochissimi istanti dalla fine del primo tempo. Nel frattempo Butera colloquia con il direttore di gara, forse per un intervento non visto prima o chissà per qualcos'altro. Forse si chiedeva il fallo su la russa. Poi Mister Zapparata probabilmente ci aiuta anche nel conteggio del tempo, perché dovrebbero mancare 15 secondi alla fine del primo tempo. Dopo 20 minuti di fuoco siamo veramente alla conclusione della prima frazione. Stabile Di Gaetano potrebbe allargare il gioco, scambia, poi va giù, calcio di punizione.
Poi va bene così, finisce dunque il primo tempo con il risultato di 1-0 alla scadenza della prima frazione di gioco. Il gol al momento decisivo è quello di Francesco Scalavino. Noi intanto vi salutiamo, ma soltanto come sempre per qualche istante, perché piccolo momento di break e poi sempre qui, secondo di Sportiseri per il secondo tempo. A dopo! Prova ad approfittarne il giocatore con questa palla in profondità da parte di Todaro, a cercare Stabile che la mette in mezzo, opportunità ghiotta per il Purgatore con Spano che da 2 passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantus, il pallone in mezzo e il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cirone avanza, Cirone, pallone dentro a cercare Todaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Purgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, poi Gallo, il pallone provato a cercare Grandis, mette il pallone, 1-0 di Torres, Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci, abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene. Intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della giovane Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Fulgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Arbitro, parte Cirone, il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro, gol del Purgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo. Poi Suarez prova il pallone più fondo, buona opportunità per Pardo. Da parte del Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina. Jantus va via e poi 3-1. Grandis mette lui il punto esclamativo. Laureano Grandis, ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus. Conosciamo tutti le sue potenzialità ormai. Nuovo play del Fulgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo esterno della rete, Pardo ad un passo del gol in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Fulgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo.
Il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Fulgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri, noi dobbiamo pensare a lavorare. Quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister e in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia e anche se non facevo i gol vincevamo e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito te in area di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti e penso che Laureano aveva questa cosa in testa pure che non segnavano un bel po' di tempo e adesso se la metto dentro e grazie a lui hanno fatto il... Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Tremme Calcio 5 e Bonifato Alcamo, risultato di 1-0. Vi mostriamo il nostro scoreboard con il risultato, si attende soltanto l'arrivo da parte dei due direttori di gara, tratta di Nicola Savì e Francesco Sant'Angelo della sezione rispettivamente di Palermo e Trapani. Una gara che ha visto soltanto un gol, però tante occasioni, ma soprattutto tanti contrasti a centrocampo, di formazioni che non hanno voglia di mollare e che sanno quanto quest'oggi possa essere fondamentale per i sotto della classifica, perché ricordiamo che il Tremme Calcio 5 al momento ha 20 punti, con la vittoria andrebbe a quota 23, ed invece il Bonifato Alcamo a quota 19, dunque soltanto un punto di distanza tra le due, 20-19, ma potrebbero diventare 4 se il risultato dovesse continuare a rimanere tale. Tempo. Ecco i due direttori di gara, anche il crono chiaramente presente. Mister Zapparata dovrebbe ricominciare con Calò Calvaruso, Cutrona, Molinaro e Trepari Giglio.
Dall'altra parte invece Butera, Di Gaetano, Imperato, Stabile e tre pari Coppola, dunque non vogliono cambiare nulla i due tecnici. Da una parte mister Zapparata, dall'altra mister Filippi. Hanno visto che probabilmente la prima frazione comunque qualcosa ha funzionato, sicuramente di più per i padroni di casa, meno per gli ospiti, che però comunque sono sempre in partita, nonostante ricordiamo sempre le numerose squalifiche e infortuni che sono comunque delle indisponibilità abbastanza importanti in casa Bonifato Alcamo, che per oggi comunque sta rispondendo bene sul campo. Inizia anche il secondo tempo con il primo pallone toccato da Butera verso Stabile, adesso Di Gaetano, poi Stabile, però probabilmente il crono non aveva azionato il proprio cronometro, o forse c'è stato un problema, bisogna però ripartire. Dunque falsa partenza, adesso invece è tutto ok, dunque si ricomincia con Butera che probabilmente appoggerà dalle parti di Stabile, e infatti fa proprio così. Di Gaetano finta di lanciare, poi si appoggia nuovamente dal compagno. Butera spara alla porta, viene fermato da Cutrona. Adesso Molinaro, per lui prima frazione di gioco, poi il cambio, non è più entrato il 4, anzi il 6. Molinaro cerca la porta e subito respinta di Coppola, e fa vedere Molinaro perché deve stare sempre in campo uno come lui. Con quel destro può sempre trovare delle traiettorie piuttosto interessanti, lo ha dimostrato anche ora. Cutrona, Molinaro, Cutrona, Giglio, palla lunga per Calò, in testa Di Gaetano, poi la controlla Stabile. Imperato non la controlla, il gancio difettoso. 1, 2, Cutrona, Calvaruso, Molinaro, Calò, Calò. Poi Calvaruso, l'ultimo tocco però dovrebbe essere di Stabile, vediamo. E infatti quello del numero 2 sarà dunque rimessa a laterale per il 3 Megacciacivi, che rimane comunque in zona offensiva. Dopo aver sfiorato il gol con Vital Molinaro, che con il destro ha provato una conclusione da fuori che effettivamente sta respinta dal portiere. Cutrona, Molinaro, Calò, 1-2 con Calò che riceve il pallone, prova a girarsi, Calò, palla di ritorno verso Molinaro, poi Scivata non riesce a servirlo, Di Gaetano parte in velocità, non è fermo, poi sterzata col destro, calcia e respinge Gio sul primo palo, poi Calvaruso, palla però già uscita e dunque rimessa laterale con lo stesso Calvaruso. Poi Di Gaetano si mette davanti e qui rischia anche qualcosa di un richiamo, qualcosa di più di un richiamo. Di Gaetano si difende dicendo al direttore di gara che sembrava stesse battendo il pallone, dunque stava semplicemente cercando di ostruire il passaggio e non la battuta. Questa è la tesi di Gaetano, non proprio d'accordissimo il direttore di gara, che invece lo ha intimato, insomma, a non farlo più. Stabile, Di Gaetano, palla centrale che attraversa tutta la rigore, poi viene fermata ancora Molinaro e conclusione da parte di Stabile. Deviazione provvidenziale di Giglio con la complicità di Molinaro, si salva qui la squadra di mister Zapparata. Imparato, poi sbaglia il tocco il numero 23, regala Calò, poi Molinaro cicca la conclusione brutta da parte del numero 6, non da lui. Coppola poi cerca anche lui di velocizzare, ma sbaglia il rilancio. Nel frattempo piccolo momento di pausa perché il direttore si sta allacciando le scarpe, con il Molinaro che ha tutto il tempo di sistemare il pallone dalle parti di Calò e poi batte la rimessa laterale. Cutrona sbaglia il tocco dalle parti di Imperato, che qui aveva intercettato la palla, stava per partire in velocità, ma per fortuna di Cutrona la palla era talmente forte che insomma non è riuscito nemmeno a controllarla. Stabile, dice invece lui a controllarla. Imperato,
Scambio. Cerca l'1-2, Butera sul mancino, apparecchia. Sempre il capitano, sbaglia il tocco, Calvaruso, attacca la porta, Calvaruso! E la parata provvidenziale di Coppola! Miracoloso il portiere, si rimane sull'1-0. E le urla di Mister Zapparata che vuole il blocco da parte dei suoi ragazzi che però non arriva. Cutrona, Giglio. Rischia tanto Di Gaetano e poi Giglio con il petto. Mani tra i capelli per il numero 3 che sa che questa volta avrebbe potuto fare veramente di più, poi casca giù. Si continua, non per dietro di gara, calcio di punizione, però fallo di Di Gaetano. Intervento irregolare dunque dello stesso numero 3. Calvaruso prova ad ubriacare il suo avversario, poi il raddoppio di Butera, ottimo. Imperato centralmente, attacca molto bene, Imperato allarga per Butera che non incrocia bene, allargando troppo sul palo lontano, ma adesso quanti rischi per il 3 calcio a 5. Giglio, Molinaro, Calò, l'aggancia, colla sulla porta molto bene, poi cerca Calvaruso sulla punta! Ecco il dialogo dei due attaccanti e Calvaruso non sbaglia con la punta sotto la traversa, fa 2-0. Quando si accende il duo formato da Calò e Calvaruso sono sempre guai per tutti e lo ha visto bene Bonifato Alcamo che appena concesso questa occasione ha beccato anche il raddoppio. Era decisamente il momento migliore della partita del Bonifato Alcamo che adesso vede subire questo secondo gol con Calvaruso che fa dunque gol dopo aver fatto l'assist invece a Scalavino. Invece Calò si iscrive al tabellino con un assist, niente gol, ma vediamo, il tempo effettivamente ancora c'è. Poi le urla ancora di Mister Zapparata che sa che il risultato non è mai al sicuro contro una squadra come il Bonifato Alcamo che ricordiamo ha avuto la meglio proprio sulle 3 calcio a 5 all'andata con il risultato di 8-0. Il tempo si è alzato dalla panchina Salvatore Girgenti, potrebbe essere lui il prossimo ad entrare lì davanti, invece rimane in panchina seduto Guglielmini. Calò 1-2 con Molinaro, Calò la aggancia, c'è Calvaruso, cerca il secondo palo, Calvaruso e poi scivolata di Di Gaetano, perfetto. Ottimo intervento da parte del numero 3 che è sicuramente uno dei migliori in campo insieme ad Imperato della sua formazione. Calvaruso dietro, Cutrona, Molinaro, Calò sulla posizione di Molinaro, lui non lo serve, fa tutto solo, poi Butera riesce a contrastare molto bene, palla lunga, sbagliata, Cutrona intercetta, Cutrona cerca la porta! Perfetto il tiro di Cutrona con la punta in buca d'angolo, 3-0 il risultato, adesso è veramente in discesa per la formazione di Mister Zapparata. Poi l'abbraccio bellissimo con il presidente Di Simone e 3-0, 3 calcio a 5, adesso sta dilagando. Nel tempo fuori Di Gaetano al suo posto subentra con la maglia numero 21 Gabriele Milazzo che giocherà lì davanti. Cutrona, autore del gol del 3-0. Molinaro saltato netto Butera, Calò porta spasso sotto la difesa, Calò sul destro, Calò ancora, Coppola perfetto respinge, adesso squadre sono molto larghe, Butera, Cutrona 2 volte, salta tutti, che partita, Cutrona vuole il secondo palo, Calò, Coppola e poi la respinta di Calvaruso che sbaglia forse il tapin più facile, ma si continua, Imperato, poi Calò ottimo in contrasto, adesso squadre molto larghe e ritmi sempre più alti con Scalavino pronto a subentrare probabilmente al posto di Calò. Però anche Cutrona sembra molto stanco, ma ci immaginiamo un cambio più difensivo forse dalle sue parti, ma forse di Dio potrebbe essere un cambio. Tanto cerca la conclusione in diagonale, Imperato la blocca
Giglio se la respinge. Imperato, le finte, salta l'uomo, va sul destro, cerca la porta, viene fermato ancora una volta un super calo, ottimo in fase difensiva, allarga il gioco. Calvaruso cerca il duetto con il 27, Calvaruso, le finte, vuole il dribbling, non abbocca Butera, adesso calò, guarda la porta, cerca il tiro, palla fuori. Poi si cercava un'attivazione, non è stata ravvisata, si continua, Imperato, 3 contro 2, Imperato, allarga. Poi Milazzo viene portato fuori da Finazzo, è entrato al posto di Cutrone, effettivamente lo vedevamo molto stanco. Poi fuori anche Calò dentro Scalavino. Scalavino, Molinaro, sempre Scalavino. Allarga male questa volta l'imbucata, poi Ricè con le lunghe leve a intercettare la palla, poi rimessa con Finazzo. Scalavino accorcia Finazzo, riceve la palla adesso, ecco il 10, vediamo cosa inventa Scalavino. Poi Calvaruso vuole la punta, trova per una deviazione, palla sul secondo palo dalle parti di Finazzo, sarà rimessa laterale, dunque non calcio d'angolo. Molinaro, Finazzo 1-2, sbagliato, poi allontana con Scalavino senza badare allo stile, ma sicuramente molto efficace. Calamusa al posto di Di Gaetano, adesso sarà lui centrale, dunque non è stabile, che in panchina. Finazzo, ottimo il contrasto con Imperato, fa vedere l'esperienza. Scalavino, guarda i compagni, Finazzo, la gancia con la sola, guarda la porta con la punta, cerca la conclusione, viene fermato, poi Milazzo. Suola, esterno, anticipo di Molinaro, poi vuole il contesto ma sbaglia, poi imbucata di Scalavino per Calvaruso, non si capiscono i due, sempre 3-0. Finazzo intercetta, Calvaruso, c'è ancora Finazzo, non lo serve, lo fa adesso, poi Calvaruso la tocca, Scalavino ancora una volta apparecchia per Calvaruso, morbido Finazzo ancora, adesso stanno tergiversando un po' troppo i ragazzi di Mister Zapparata, vicinissimi più che mai al poker, ma che non riescono a concludere. Finazzo ha provato nuovamente di rimettere questa palla in mezzo, ma non gli è riuscita. Intanto nuovo cambio anche per il Bonifato Alcamo con l'ingresso di Francesco Messana, classe 2005, che lui è molto giovane. Adesso tanti under per Mister Filippi in campo. Butera scambia con Imperato, vuole il fondo, fermato da Scalavino, ancora una volta può ripartire il 3 calcio a 5, si riparte, Imperato la sponda, ancora una volta e conclusione di Messana, murato però da Giglio, e compie uno dei suoi primi miracoli in maglia, 3 calcio a 5, e lo fa salvando tutto, ma conclusione non irresistibile. Finazzo, Calvaruso, Molinaro, Calvaruso, Finazzo con la suola, palla sul secondo palo, Coppola accenna un tocco, poi decide di farla scorrere. Calamusa toccò direttamente alle parti del compagno, poi Finazzo è entrato molto bene in questo secondo tempo, forse non nel primo, ma sicuramente nel secondo. Scalavino cerca il tunnel, Imperato non è d'accordo con lui. Molinaro, Finazzo prova una giocata sublime, poi ci ripensa, Scalavino col tacco, riesce a passare anche con un pizzico di fortuna, Scalavino, guarda i compagni, Scalavino, poi Butera, ottimo in contrasto, poi si sono scontrati, forse un colpo al volto nel contrasto con Scalavino, si tocca infatti la zona temporale, però sembrerebbe essere tutto ok, tanto anche lo staff del Bonifato Alcamo si è rialzato. Messana, controllo, poi pressione di Finazzo, Butera, sbaglia il passaggio, Scalavino in anticipo.
frattempo Di Dio è prossimo ad entrare, probabilmente al posto di Molinaro o magari al posto di Scalavino o Finazzo, chiaramente. Per un doppio centrale, vediamo se mister Zapparata sentirà le nostre parole, se invece andrà un po' più sul sicuro. Intanto dentro anche Girgenti per Calvaruso, Finazzo. C'è sul secondo palo Girgenti, Finazzo raggiunge il fondo, poi palla termina fuori. Palla in rimessa dal fondo. Nel frattempo si alza i calzettori anche Cutrona perché è pronto ad entrare. Forse allora due cambi, un centrale e un laterale probabilmente. Poi Giglio, ma nel frattempo Scalavino commette fallo. Non è d'accordo il numero 21, dice di non avere commesso fallo, infatti si allontana abbastanza stizzito. Non però per il diritto di gara che invece fischia il calcio di punizione, è rimasto giù. Messana, se non abbiamo visto male, no, non è Messana, si tratta del giocatore di maglia numero 22, ossia Francesco La Russa. È entrato anche lui da pochi minuti in questo secondo tempo, dunque calcio di punizione. È stata un'occasione importante quella di Butera nel corso del primo tempo, con Scalavino che aveva salvato proprio su quel palo, chiaramente non lo stesso della porta, ma dall'altra parte, comunque posizionandosi sempre sul palo lontano. Stavolta però forse nessuno schema, andrà dritto verso la porta Butera. Sistema la barriera a Giglio, soltanto Molinaro, poi Finazzo staccato, sui pali invece Girgenti e Scalavino, giocatori molto alti. Butera col sinistro e trova ancora una volta Scalavino, due volte che nega il gol. Oggi ha fatto gol, ma ne ha salvati anche due Scalavino. Calamusa cerca il tocco da parte di Messana, chiude tutto Molinaro, poi Scalavino. Molinaro, Finazzo, Molinaro. Sbaglia il tocco dalle parti di Girgenti, ha provato ad appoggiarsi. Butera. La Russa è ancora a Butera, vuole centralmente qualcuno, trova invece sull'esterno il compagno, prova a rientrare Girgenti e lo tallona. Poi Messana prova l'imbucata alle parti di Calamusa, non la trova e dunque rimessa laterale. Messana sul sinistro con la punta, prova l'anticipo Scalavino, ancora Messana, viene fermato da un super Molinaro che chiede scusa al suo avversario ma dice di aver toccato comunque la palla. Tanta sportività per il possente numero 6. Nel frattempo c'è qualcosa con la Russa, con mister Zapparata, infatti direi tutto ok anche all'altra panchina. Sarà comunque rimessa laterale per il Bonifato Alcamo che riparte con la Russa, palla che cercava il secondo palo, Finazzo capisce tutto. Girgenti con l'esterno, Scalavino, palla ancora in avanti, c'era proprio Girgenti che chiedeva a gran voce il pallone, non viene accontentato, poi Scalavino intercetta la palla. Molinaro, Finazzo. Molinaro cambia tutto, Finazzo, aggancio delizioso. Molinaro, palla direttamente per Girgenti, anticipo di Calamusa, poi lascia alla Russa. Poi Butera un po' di problemi con il pallone, lo ritrova però. Poi mister Zapparata a chiamare a gran voce Davide, e qui chiaramente ce l'aveva con Finazzo, che era forse un po' troppo avanti, e mister Zapparata sicuramente ha preferito farlo notare al suo numero 10, adesso invece lo chiama per un cambio, dunque fuori Finazzo, dentro Cutrona. Dentro anche Di Dio, fuori invece Mario Molinaro, dunque non li possiamo vedere contemporaneamente in campo. Ma questa potrebbe essere già una domanda da chiedere nel post-match a mister Zapparata. Cutrona. Girgenti. Il gancio non è perfetto, Butera infatti si accontenta di una rimessa laterale. Calamusa, centrale. Va a girarsi con Di Dio. La Russa. Calamusa.
centrale, Butera la tocca, non basta, Scalavino, un 2 contro 1, anzi 2 contro 2, palla per Girgenti, accarezza, cerca la porta, parata di Coppola che respinge. Riparte poi il Bonifato con Di Dio in anticipo, va anche giù nello scontro con Messana. Sarà rimessa laterale, però il gioco viene fermato, dunque piccolo momento di break, time out, risultato di 3-0 per chi si fosse situato in questo istante sui canali sportivi. Un secondo tempo a tinte verdi di casa però chiaramente, perché ricordiamo che il Bonifato Alcamo comunque come colori sociali possiede anche il verde, ma oggi va con un grigio, anche se il verde è presente nella magliettina dietro i numeri. Una gara super, quella del secondo tempo dei padroni di casa, che al momento sarebbero a quota 23 punti e si distanziano proprio dal Bonifato Alcamo di ben 4 distanze, 4 lunghezze anzi. Nel frattempo mister Zapparata lo sentiamo anche alla luce del suo tono di voce abbastanza alto e ci suggerisce quello che effettivamente sta dicendo i suoi ragazzi, ovvero quello di in caso spendere anche qualche fallo tattico e non farli arrivare a calciare in porta, perché Gio effettivamente al momento ha risposto bene, però comunque in caso di assedio non è mai una soluzione positiva quella di fare calciare gli avversari, perché potrebbero calciare bene o comunque trovare anche dei tap-in o delle deviazioni oltre che dei tiri diretti verso la porta che potrebbero essere anche più velenosi rispetto alle conclusioni in porta. Questa è la disamina di mister Zapparata, l'abbiamo un po' parafrasata, ma chiaramente sarà questo stato il suo pensiero. Intanto la russa per Messana che cerca la porta di Dio Mura, poi Butera, Coppola, avanzare quasi come se fosse il quinto, poi il dribbling è Butera, sbaglia tutto, Girgenti allarga, Cutrona, Cozzito, cerca la porta, incrocia con potenza ma senza precisione Giorgio Cutrona, vice capitano quest'oggi, fascia che invece è di Mario Molinaro. Palla per Scalavino, accarezza la sfera, poi cerca il secondo palo per Girgenti, palla che rimane lì, Girgenti ancora, si gira a sinistro, Girgenti salta il portiere, poi si allarga un po' troppo e cerca un tocco molto morbido, ma Butera chiude benissimo. Poi però il capitano del Bonifato Alcamo non riesce a ripartire, ma grande azione ancora una volta per il poker che non arriva, e dunque Bonifato Alcamo che non chiude questa partita. Girgenti con il fisico, casca giù, si continua, tutto ok per il direttore di gara. Poi cerca un contrasto Girgenti, si conquista la palla, adesso fa tutto solo il panzer del 3M calcio a 5, un fisico veramente incredibile per lui, con Di Dio che infatti consiglia al proprio compagno di farsi ritrovare negli ultimi metri, e infatti Scalavino va sul pallone, accorcia Cutrona, palla di ritorno, Scalavino sfugge via Di Dio che cerca la conclusione, grande schema qui, ma presa male, forse con l'esterno per Giuseppe Di Dio, un tiro non da lui. Butera intanto, Butera col mancino si appoggia con le finte, la russa è come Sana che attende forse un po' troppo, poi Scalavino cerca un tocco morbidissimo, forse un pizzico troppo. Nel frattempo è entrato anche Giuseppe Melia con la maglia numero 27, lo vediamo infatti in possesso della palla. Messana adesso tanti under in campo, l'unico non under oltre il portiere Coppola e Butera, poi abbiamo giocatori molto giovani tra il 2005 e il 2004, in realtà c'è anche un 2003. Girgenti passa in mezzo a due, Girgenti sul destro fa tutto solo, non ne passa il pallone, trova però una rimessa laterale.
Scalavino sul punto di battuta, intanto fuori Girgenti, dentro Calvaruso, vuole chiudere la partita, mister Zapparata. Cutrona, le finte, grande giocata di Cutrona che poi trae il tacco magico per Scalavino, un taglio perfetto quello del giocatore. Poi si continua, palla sul secondo palo e conclusione per sul primo di Messana. Palla che termina direttamente addosso a Gio, però cambio di rimessa perché Messana batte con il pallone in movimento e poi mister Filippi lo chiama al cambio. Riecco Di Gaetano, che è sicuramente uno dei migliori che sia. Calvaruso, altra parte, Scalavino ancora per Calvaruso, salta l'uomo e sempre Cristian Calvaruso. Funzionano a meraviglia i cambi di mister Zapparata. 4-0, trova nuovamente un cambio vincente Zapparata con Calvaruso che era appena entrato per Girgenti. Poker del Tremme Calcio a 5 dopo un primo tempo molto equilibrato, terminato sui soldi 1-0, ma soltanto agli sgoccioli del finale di partita. Un secondo tempo invece completamente a tinte di casa, nonostante l'ottima prima frazione comunque del Bonifato Alcamo. Di Gaetano, Melia cerca e trova il compagno, la Russa. Tacco Di Gaetano per Butera, poi si sovrappone Di Gaetano, riceve il pallone adesso. Cutrona non lo vuole fare andare avanti, poi lo chiudono in due, anzi in tre con Giglio che accenna la presa del pallone ma porta soltanto verso l'esterno. Cutrona va a lungo a cercare Calvaruso, palla però che non è nemmeno entrato in campo forse. Cutrona dice ai compagni che effettivamente è stato sull'errore. Potrebbe entrare in campo anche Stabile. Larga il gioco. Le fede il tunnel su Calò. Poi accusa forse un colpo al volto. Il gioco si ferma. Magia qui da parte di Melia, con Di Gaetano che cerca di difendere il proprio compagno. Di Dio invece dice che Calò non l'ha fatta apposta. Invece si sono capiti, probabilmente Di Gaetano diceva la stessa cosa di Dio, ma non si erano intesi probabilmente. Nel frattempo il signor Francesco Sant'Angelo della sezione di Trapani, lo vedete con la palla in mano, dovrà ridare la sfera al Treme Calcio a 5 con Di Dio che la gioca su Calò. Dall'altra parte Calvaruso, buono qui l'aggancio, poi cerca il tocco, sbaglia, nasconde la palla qui la Russa, e poi sbaglia il tocco. Stabile la controlla in due tempi, poi Cutrona cerca anche una deviazione che la trova, di rimessa laterale per il Trem. Di Dio, Calò, provano due con Di Dio, le finte, adesso si inserisce il 29 ma la palla non arriva nuovamente dalle sue parti, con Di Dio che lo serve adesso. Calò, palla geniale, Calò guarda la porta, cerca i compagni al secondo palo, poi però invece un dribbling di troppo qui Antonio Calò e riparte il Bonifato Alcamo con Di Gaetano, prova a orientare sul sinistro, Calvaruso la tiene lì, poi va a contrastare, la ruba ma non trova il possesso. Di Gaetano viene portato all'esterno da Di Dio con l'ultimo tocco che infatti è proprio del calciatore in maglia grigia e non di Giuseppe Di Dio. Ed è anche cartellino giallo per il numero 22, no? Per la Russa. Si riparte dunque con una rimessa laterale. Nel frattempo cartellino giallo che viene anche segnato dal crono, chiaramente. Giallo per la Russa, che forse aveva detto qualcosa di troppo al diritto di gara. Da qui non si è capito molto bene in realtà.
Nel frattempo si riscalda anche Guglielmini, tanto palla per Calò, l'aggancia, Calò non riesce a calciare in porta di Gaetano, chiusura perfetta del numero 3 che sta giocando una grande gara, poi palla direttamente su La Russa che trova poi lo spiraglio per servire il compagno con Melia che però non ne conclude bene. Cutrona, Calvaruso apparecchia per Calò che guarda la porta e cerca il tiro. Murata ancora una volta, risultato sempre di 4-0, ma nel frattempo è pronto anche Guglielmini, l'ultimo arrivo in casa 3 calcio a 5. Probabilmente potrebbe lasciare il campo uno tra Calvaruso e Calò. Ma vedremo se mister Zapparata lo schiererà effettivamente come attaccante, quindi come pivot o come laterale. Intanto si gioca con il quinto, con questa famosa tattica del mondo del calcio a 5. Infatti vediamo Coppola largo e invece il tema del calcio a 5 è difendere a 4 chiusi, come effettivamente il manuale del calcio a 5 spiega. Palla attraversa tutta la porta con Melia che poi aveva apparecchiato verso Coppola. Dunque il quinto uomo viene fatto proprio dal portiere e non da un giocatore di movimento. Questa è la scelta di mister Filippi di non usufruire di un giocatore in più, ma del portiere stesso. Intanto Cutrona, magia, Cutrona, salta tutti Cutrona, apparecchia per Calvaruso e poi intervento miracoloso di Calamusa, ma palla in calcio d'angolo. Ma che giocata di Cutrona che forse però adesso accusa i crampi. Giocata incredibile di Giorgio Cutrona che potrebbe rientrare sicuramente nei man of the match di questa partita. Faccio fatica anche a pensare altro perché la partita del 4 è stata sicuramente incredibile. Nel frattempo dentro Scalavino, fuori proprio Cutrona, ma poi è pronto anche Guglielmini. Bisogna però capire al posto di chi, se per Calò o per Caluso, per Calvaro o per Calò o per Calvaruso, chiaramente. Didio cerca la conclusione con la punta, viene fermata. Poi Giglio, Coppola, poi prendi la rete sopra. Manca veramente pochissimo alla fine della partita. Scalavino non affonda il passaggio. Didio, Calò, Didio escono benissimo dalla pressione. Calò ancora una volta, c'è Calvaruso, aggancia Calvaruso, tocco morbido e poi il palo gli nega questo gol. Ancora una volta si sono trovati benissimo, ma si continua. Calvaruso lotta ancora, ruba la palla. Questo è un 3 contro 2. C'è Scalavino ma anche Calò, serve invece Calò. Ma sul secondo palo invece cerca la porta. Botta forte sul primo, palla fuori. Nel frattempo Cutrona però è ancora a terra e chissà che non sia un problema di natura muscolare, ci auguriamo chiaramente di no, perché poi intanto Scalavino cerca la conclusione doppia 3 volte, poi mura la formazione ospite. Didio, la aggancia e poi punta con una volta respinta di Coppola. Nel frattempo mister Zapata chiama Antonio Calò e dice alla prossima azione hai finito la partita, perché entrerà Guglielmini. Calvaruso, le finte per nascondere la sfera, riesce a passare per un primo momento, poi non nel secondo. Poi Didio la tocca, la tira lì ancora. Che partita del numero 7 che si presenta benissimo davanti al nuovo pubblico. Calvaruso, aggancio perfetto, Calvaruso la tira lì, perde un tempo di gioco, poi apparecchia, Calò ancora, palo. Non riesce a segnare il 29, che adesso probabilmente lascia il campo per Guglielmini. Butera, stabile, Calamusa sbaglia tutto. Didio, c'è spazio per Guglielmini, cerca il secondo palo verso Calvaruso, quindi invece Coppola, ma buona palla del dentro da Guglielmini. Giglio di testa imperato. Didio, Calvaruso, le finte, rientra, è troppo facile per Cristian Calvaruso, cala la manita, 5-0 il risultato, ancora una volta Cristian Calvaruso, una finta perfetta di calciare con il destro, poi sempre con quel piede,
con l'esterno, molto delicato, batte Coppola e fa 5-0. Nel frattempo è rientrato in campo Calò al posto di Calvaruso. Dunque dicevamo come fosse finita la partita per il 29, non per mister Zapparata, che come sempre sorprende tutti e lo rimette in campo. 1, 2, 3. Poi Di Dio e Scalavino chiudono in due. Palla che stava terminando le parti di Imperato. Stabile, cerca il compagno a girarsi. Poi fermato con le brutte, effettivamente. Qui Milazzo, sono fermato in modo irregolare. Calcio di punizione, dunque occasione per Butera di calciare nuovamente dalle parti di Gio. In due occasioni aveva trovato effettivamente la porta, anche battuto il portiere, ma non facendo i conti poi con Scalavino, che in due occasioni infatti aveva fermato la sua conclusione. Questa volta vediamo se andrà meglio per lui, ma Scalavino è nuovamente sul palo. Schema, palla ancora in mezzo, chiude Guglielmini. Poi Calò, trattenuto un po' per la maglia, e infatti detto gara fischia il calcio di punizione. Di Dio, Scalavino per Di Dio. Gio, Guglielmini, e con dei primissimi palloni toccati Calò. Se gli chiude il triangolo, non lo fa, lotta con Butera, poi casca giù il 29 e commette anche fallo, dice di no. Si gioca con il quinto, Imperato. Butera, sempre Imperato, potete guardare la porta. Butera ancora una volta, apparecchia su Stabile. Butera ancora Imperato, cerca lo spiraglio per poter calciare in porta. Butera ci pensa un attimo, poi allarga Imperato, c'è largo Stabile che guarda e pensa alla porta e poi trova soprattutto le mani di Gio. Palla ancora per il Bonifato Alcamo. Imperato e poi va bene così, finisce la partita 5-0, risultato, vince il Trembe Calcio a 5, che quindi dimentica il brutto stop della passata giornata contro il San Vito in trasferta con il risultato di 4-3, vincendo quest'oggi 5-0. Un risultato positivo e quindi vola a quota 23 in classifica la squadra di mister Zapparata, che comincia a fare veramente sul serio per le prime 3 posizioni. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisire è tutto, vi ringrazio e alla prossima.